Ma siete già arrivati? Allora significa che sono già le 5 ed è il momento della nostra ciaccola. Infatti io mi stavo preparando perché da oggi parte una nostra piccola rubrica dedicata agli approfondimenti sui tesori del nostro territorio. Infatti da oggi in poi e per tutti i prossimi mesi puntualmente ci saranno delle notizie che riguardano le ville venete, in particolare le ville venete palladiane, che sono numerose nella nostra zona e che sono soprattutto visitabili partendo da Valgrande. Ma un'altra curiosità volevo dirvi: sapete perché sono nate le ville venete? Tutti pensiamo alle ville come luoghi di villeggiatura, ma in realtà non è propriamente così. Pensate che le ville venete sono nate dall'esigenza delle famiglie patrizie veneziane per, controllare quegli investimenti che loro avevano fatto in territori diversi da Venezia, quegli investimenti che potevano controllare avendo un luogo di residenza dove loro si spostavano 2 volte all'anno, in primavera e verso la stagione dell'autunno. Ma adesso in particolare io vi vorrei raccontare qualcosa legato alla villa che noi polesani amiamo per eccellenza ed è la Badoera, Villa Badoer, che si trova nel comune di Fratta Polesine. Pensate che questa villa, come tutte le ville palladiane, o meglio come molte ville palladiane, è nata rifacendosi agli schemi e ai frontoni degli antichi templi classici. Infatti si vede nell'entrata, alla fine di grandi scalinate, si vedono questi colonnati che danno grande maestosità alle ville, in particolare anche alla villa di Fratta, che è costituita da un corpo centrale più 2 barchesse laterali quasi a richiudere lo spazio che nell'antichità, pensate, era destinato alle attività agricole. La villa Badoer di Fratta è nata ed è stata commissionata da Francesco Badoer ed è stata costruita tra il 1556 e il 1563 sui ruderi di un antico castello medievale. Attualmente la villa ospita il Museo Nazionale Archeologico di Fratta ed è una sede di eventi soprattutto nella stagione estiva. È visitabile, ripeto, per cui merita una visita partendo soprattutto da Valgrande. Se siete curiosi, io vi invito a fare un weekend qui in pieno Polesine e a visitare la villa di Fratta Polesine.